Quasi 600.000 euro per la sanità veneta che arriveranno dai gruppi consigliari di Liga Veneta e Zaia Presidente. L'ha annunciato da Palazzo Grandi Stazioni il presidente Stefani durante la conferenza stampa di Natale. Sono dei fondi che non sono stati spesi per la comunicazione e questi fondi saranno devoluti alla sanità pubblica. Ho scelto, d'accordo con i due capigruppo, di spendere queste risorse in materia di sanità per dare un forte segnale ai nostri cittadini che la politica qualcosa può anche, a cui la politica può anche rinunciare e può destinarli al servizio della sanità e del nostro territorio. Nello specifico, I soldi non spesi sono oltre 2 milioni di euro, una parte disponibile che è oltre 600.000 euro sarà destinata alla sanità pubblica, si potrà svincolare successivamente anche l'altra parte con una riforma in Consiglio regionale che noi presenteremo. Stefani ha ribadito anche la necessità di un confronto produttivo in Consiglio regionale su sanità e sociale. Io credo che ci siano dei temi alti su cui maggioranza e opposizione devono dialogare e su cui devono trovare una quadra nell'interesse del Veneto e dei veneti. Io ho lanciato la sfida al Consiglio regionale di approvare entro breve termine la proposta di legge sui caregiver, che è una proposta di legge che tra l'altro io avevo presentato appena 25enne in Parlamento e che può cambiare la vita a più di un veneto su 4, perché più di un veneto su 4 assiste un familiare e c'è bisogno di fare nei loro confronti dei piccoli grandi passi che possono davvero migliorare la vita a tantissimi nostri cittadini. Nel riepilogare le linee programmatiche, poi, il presidente ha annunciato la volontà di creare maggiore attrattività con l'apertura dal nuovo anno di un tavolo con gli atenei veneti. È una sfida fondamentale, il primo tavolo che apriremo sarà proprio con il mondo dell'università, regione e atenei universitari per condividere una strategia che già abbiamo elaborato per rendere sempre più attrattive le nostre università, ma soprattutto per mettere in connessione i talenti del nostro territorio e le imprese innovative. Allo stesso tempo è importante integrare sempre di più la formazione professionale e la formazione tecnica con il mondo dell'impresa. La soluzione alla mancanza di manodopera non è l'immigrazione, è integrare i nostri ragazzi nel mondo imprenditoriale e permettere loro delle condizioni lavorative agevoli. Infine, gli auguri di Natale. L'augurio intanto di passare un Natale felice, che è fondamentale, insieme possibilmente alla propria famiglia. Un ringraziamento a chi il giorno di Natale lo dedica agli altri, magari lavorando, mettendosi al servizio degli altri, e soprattutto l'augurio che sia un 2026 di grandi risultati per il Veneto e per i veneti.